Grazie allora alla sindaca che ci ospita e entriamo subito nel merito. Allora, la mattinata, avete visto dal programma, si dividerà in due parti in sostanza. Questa prima di presentazione del progetto di legge con i contenuti che poi il collega Graziano Azzadin vi esporrà, dopodiché apriremo un breve interlocuzione con voi su alcune questioni che volete porre, critiche, suggerimenti, proposte in maniera puntuale possibilmente, e la seconda parte che avrà appunto la presenza di alcuni importanti relatori su una tavola rotonda che entrerà ancora di più nel merito di questa proposta di legge e dell'argomento in generale. Vi saluto e vi ringrazio per la loro presenza: Cesare Lasen, geobotanico del Comitato Scientifico della Fondazione Dolomiti UNESCO, che è qui con noi, Salvatore Sanna, vicepresidente nazionale di Federparchi, Stefano Masini, responsabile nazionale area ambiente e territorio della Coldiretti, Antonio Nicoletti, responsabile nazionale delle aree protette e biodiversità di Lega Ambiente. Coordinerà la tavola rotonda il responsabile del servizio parchi e risorse forestali dell'Emilia Romagna, Enzo Varbonesi, che anche ci ha aiutato in molti passaggi di questa costruzione del progetto di legge. Allora, come dicevamo, sono passati 20 anni dal 394 del 91 e sappiamo già che è in itinere un percorso di revisione, una legge quindi ormai datata che ha bisogno di adeguarsi ai cambiamenti che hanno visto nuovi sviluppi in tema di competenze, soprattutto da parte delle regioni su questo argomento, ma anche in tema di rivedere l'impostazione e l'approccio rispetto alla gestione delle aree protette in genere. Per quanto riguarda il Veneto, quindi nel nostro progetto di legge parliamo di sistema delle aree protette, includendo in questo elenco non solamente i parchi, sia regionali sia nazionali, che sono presenti nel Veneto, ma anche tutte le altre aree, i cosiddetti siti Natura 2000, ZPS, SIC, e anche i parchi di interesse locale, ce ne sono tanti in Veneto. La stagione di istituzione dei parchi è iniziata sostanzialmente appunto intorno alla fine degli anni '80 e nel Veneto vede la presenza di una serie di realtà importanti che hanno costituito e costituiscono insomma un'ossatura di una rete che man mano poi si è andata implementando. Partiamo dal Parco dei Colli, che è stato istituito nell'89, seguito poi nel 90 dal Parco della Lessinia, nel 90 sempre di seguito il Parco delle Dolomiti d'Ampezzo, nel 91 l'ente parco del Sile, che appunto ci vede qui presenti oggi, e infine, ultimo ma non meno importante, il parco del Vette del Po nel 97. Questa è la rete primaria, diciamo, dei parchi del Veneto. A questo si aggiunge il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi che, come sapete, è stato istituito nel 93. Questo sistema dei parchi occupa una superficie importante del Veneto, sono 88.000 e più ettari di superficie che sono stati gestiti, diciamo così, in maniera non sempre idonea. I limiti di questa gestione li vediamo, li avete visti, e proprio per questo la necessità di arrivare a un progetto di legge che si ponga come punto di riferimento, come coordinamento di tutte queste realtà, credo che sia nelle aspettative insomma, del Veneto in generale, degli amministratori, ma non solo, anche della cittadinanza del Veneto. Alcune parole chiave del progetto di legge che abbiamo predisposto
Allora, innanzitutto va coniugata il tema della conservazione della biodiversità come punto di riferimento centrale. Sappiamo che negli ultimi anni sono uscite direttive nazionali, ma soprattutto europee, che danno gli assi di riferimento per quanto riguarda la conservazione della biodiversità, e la strategia che deriva da queste direttive europee e nazionali ve la riassumo in alcuni punti che sono trovati anche nel progetto di legge nella parte introduttiva. Dice il Consiglio europeo, appunto, nella strategia europea per la biodiversità: piena attuazione della normativa europea vigente in materia di protezione della natura e della rete di aree naturali protette, Natura 2000, per migliorare lo stato di conservazione di habitat e di specie. Secondo punto, migliorare e ripristinare gli ecosistemi e i servizi ecosistemici laddove possibile, in particolare aumentando l'uso delle infrastrutture verdi. Terzo, garantire la sostenibilità delle attività agricole e forestali, e sappiamo che questo è un punto cruciale, critico, che magari dopo possiamo anche riprendere nella discussione. Salvaguardare e proteggere gli stock ittici dell'Unione Europea e il Veneto, in particolare tutta l'area, diciamo, costiera, e i parchi che si affacciano e le aree protette che si affacciano all'area costiera, credo che sia una risorsa importante che può garantire questo obiettivo. Quinto punto, contenere le specie invasive sempre più spesso a causa della perdita di biodiversità nell'Unione Europea. Faccio solo un esempio che magari poi verrà anche citato, penso. Il tema dei cinghiali del Parco dei Colli, giusto per fare un esempio, capite che è un argomento che va affrontato in maniera anche concreta e per quanto possibile risolutiva, per evitare che questa coesistenza possa, appunto, da una parte inficiare questo obiettivo, dall'altra produrre anche dei danni oggettivi alle culture. Infine, ultimo ma non ultimo, obiettivo importante, aumentare il contributo dell'Unione Europea all'azione concreta e concertata internazionale per scongiurare la perdita di biodiversità. E il contributo molte volte si traduce anche in risorse economiche concrete da poter mettere in atto per questa strategia. Ecco, da questo quindi è partito un po' lo sviluppo della nostra proposta di legge. Ci siamo trovati in una prima fase internos, poi abbiamo allargato via via a cerchi concentrici di consultazioni. Abbiamo già incontrato i rappresentanti delle associazioni naturalistiche, per la verità non tutti, ma altri sono presenti anche oggi e altri potremo incontrarli in un secondo momento. Le organizzazioni di categoria, i sindacati che in particolare hanno a che fare con il sistema delle aree protette. Abbiamo invitato oggi, quindi ci fa piacere che siano presenti anche i soggetti che si occupano comunque di territorio e di ambiente, tipo i consorzi di bonifica, le organizzazioni agricole e tutti quelli che vedono in questo sistema delle aree protette il lavoro quotidiano, ma anche una possibilità di sviluppo per il futuro. Quindi il termine tutela coniugato in senso positivo e propositivo, il termine tutela visto con un approccio multidimensionale, multidisciplinare, che coinvolge non solamente la parte, diciamo, strettamente ambientale, ma anche la parte agricola, appunto, quindi il sistema delle politiche agricole e della pesca, il sistema del turismo. Sappiamo benissimo i dati dell'SVG, l'anno scorso c'è stato un convegno regionale proprio dove sono stati presentati, dicono in maniera chiara che c'è un aumento di afflusso turistico nelle aree protette, nel sistema delle aree protette, e questo va colto come segnale e gestito in maniera sapiente e coerente. Non ultimo, lo ricordava prima anche la sindaca, l'aspetto culturale, formativo, e quindi tutto lo sforzo che possiamo fare per aprire questo patrimonio culturale di conoscenza della natura alla formazione, quindi al sistema
scolastico, al sistema appunto della ricerca e dell'innovazione. Infine il tema urbanistico, l'aspetto più strettamente urbanistico, croce edilizia del sistema parchi. Sappiamo bene che sotto questo profilo, anche nel Parco del Sile dove siamo, ma in altre realtà, si presenta come un punto critico. Noi abbiamo un sistema regionale di regole, chiamiamole così, insomma, dell'urbanistica, che si interfaccia con le cosiddette regole ambientali di tutela, e non sempre questa interfaccia è lineare, coerente. A volte ci sono sovrapposizioni di competenze o conflitti di competenze che trovano situazioni che per anni magari si trascinano nella decisione o indecisione, e non sempre, insomma, questa interfaccia ha dato risultati positivi. Anche su questo è bene, magari poi sempre nel dibattito, anche nella tavola rotonda, tornarci con ulteriori sviluppi da inserire nel nostro testo che abbiamo proposto. Noi sappiamo che il sistema parchi, il sistema aree protette è una risorsa che non può essere che l'approccio sia verticistico, accentratore nella gestione di queste risorse, di queste realtà. E quindi il coinvolgimento diretto delle realtà locali, degli enti locali, credo che sia un presupposto indispensabile. Abbiamo visto la settimana scorsa a Palazzo Ferrofini la presentazione, il deposito della proposta di legge che arriva dai sindaci del Parco dei Colli e che in sostanza sottolinea un aspetto che troviamo anche nella nostra proposta di legge, cioè quella di dire: noi vogliamo essere protagonisti del nostro territorio, non vogliamo regole calate dall'alto che ci mettono in croce, che non offrono ulteriori margini, diciamo, di responsabilità anche a noi che siamo sul territorio. Questa filosofia, questo approccio l'abbiamo sposato in pieno, addirittura l'abbiamo anticipato, e in qualche modo entra nel nostro progetto di legge. Concludo per lasciare poi la parola a Graziano, per dire che la tappa del percorso di formazione di un nuovo progetto di legge di riforma ci vede oggi qui riuniti, ha già degli elementi, citavo prima la revisione della legge quadro nazionale della 394, ma anche sul livello regionale c'è un progetto di legge presentato dalla Giunta che risente di quella visione un po' centralista che citavo prima e che secondo noi va corrente. Ci sono delle cose anche positive, ma su tante altre, insomma, forse l'assessore si aspettava da noi alcuni emendamenti, in realtà vogliamo sorprenderlo perché presentiamo un progetto di legge, dopodiché, come tutti i progetti di legge che si occupano della stessa materia, arrivano in commissione, è già stato quello della Giunta assegnato in sede referente alla seconda della commissione urbanistica e parchi, perché si occupa anche di parchi la nostra commissione urbanistica, ma è poi prevista la consultazione delle due commissioni ambiente e agricoltura. Oltre a quello della Giunta, citavo prima, la proposta dei sindaci del Parco dei Colli, e ci sarà la nostra proposta. Non so se nel frattempo ne arrivino altre. Auspichiamo che ci sia un percorso di sintesi, una sintesi, diciamo, non al ribasso ma al rialzo nella qualità di questa materia. Auspichiamo che ci sia da parte di tutti la disponibilità a sciogliere questi nodi che prima in maniera molto sintetica citavo e che poi vedremo anche sviluppati nel dibattito che apriremo e nella tavola rotonda che è prevista appunto nella seconda parte della mattinata.